Un esponente dentro la giunta e l'appoggia in aula, ma fuori da Palazzo dei Giganti il PD mostra l'altra faccia della medaglia. È il gioco delle parti o davvero nel Partito Democratico Agrigentino non c'è una linea comune tra la classe dirigente e quella istituzionale? Sta di fatto che la segreteria del partito di Agrigento, guidata da Silvia Licata, esibisce ancora una volta i muscoli nei confronti dell'amministrazione Firetto e l'offensiva arriva dopo le recenti dichiarazioni dell'assessore al bilancio Amico, il quale ha annunciato di essere pronto ad inoltrare una richiesta al Ministero competente per l'accesso al piano di riequilibrio previsto per i comuni in difficoltà finanziaria. Questo piano, si legge nella nota del PD, porterà ulteriori sacrifici per i cittadini ed è per questo che esprimiamo rammarico per la mancanza di un segnale di vicinanza agli agrigentini, come la riduzione delle indennità di giunta della Presidenza del Consiglio, che oggi hanno un costo per la collettività di oltre €500.000 all'anno, come è da considerare il costo dei 2 incarichi dati dal sindaco per il suo gabinetto. Ci è stato insegnato che quando si chiedono sacrifici si deve essere disposti a farli, anche solo per dare l'esempio. Chiediamo allora al nostro assessore Riolo, prosegue la nota della segretaria cittadina del PD, un gesto conseguente, cominciare a sottoporre il tema del costo della politica nella prossima riunione di giunta. E sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere comunale di Moriano, Gerlando Gibilaro. Ci auguriamo, dice, che alla dichiarazione dell'assessore Amico segua almeno il primo provvedimento di riduzione dei costi dell'amministrazione, nonché del presidente del consiglio comunale, nonché ancora i successivi provvedimenti interdittivi di spesa. Lacrime e sangue non possono ricadere solo sulle spalle degli agrigentini, tuona Gibilaro, il quale, assieme agli altri consiglieri Marco Vullo, Angelo Vaccarello e Giuseppe Picone, pone l'accento anche sulle posizioni contraddittorie che regnerebbero all'interno del palazzo. Da un lato l'allarme di Amico, spiegano i 4 consiglieri del gruppo Uniti per la Città, dall'altro l'attestazione in aula del segretario generale Rizzo, il quale ha riferito come il comune di Agrigento, sulla base del conto consuntivo 2015, non è strutturalmente deficitario. Noi siamo preoccupati, concludono Gibilaro, Piccone, Vullo e Vaccarello, e alla luce di questo paradosso in piena regola pretendiamo, nell'interesse della città e nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni, spiegazioni pubbliche.